trovato la discarica e oggi perfetto, oggi pranziamo qui, questo parco qua, non fa neanche freddo, si può mettersi lì nella panchina anche, sì. Che dici, cane? Sì dai, tu dici sì. Intanto mi sto preparando con calma, nel senso che dormo fuori e domani vado a visitare il posto che devo visitare. Non mi ricordo neanche il nome, per quello lo chiamo il posto. Comunque dopo ti dico. C'è anche la fontanella, vediamo se funziona. No, l'hanno chiusa, peccato. Quindi, oggi ti porto a Urco morto. Io trovo sempre morti quando vado in giro, una nutria. Cazzo, porterò sfiga io, cosa vuoi che ti dica? A parte questo, ti sto portando a Marano Lagunare, non ci sono mai stato, quindi sarà una sorpresa anche per me, spero positiva. Ci stiamo arrivando tramite sta stradina di sassi, vedi? Per nulla impegnativa, è larghissima, ben tenuta, e adesso vediamo di non andarsi a incastrare col camper da qualche parte. Oddio, cucciolotto di nutria, eccola lì. Non ti faccio niente, no? Meglio che stai distante dagli umani però. Povero ruzzolato giù. Questi simili ci vorrebbero sopra il camper, va che roba. Vediamo dove abitiamo oggi. Può andare bene. Bello, fa freddo cavolo, quello sì, però adesso ci si scalda, dai. Tieni conto che sono arrivato anche tardi, un ragazzo mi ha detto che qua c'è il percorso ciclabile che porta fino alla laguna, dovrebbero essere 4 km, quindi adesso ci arriviamo, e dall'altra parte c'è un bosco più selvaggio che però bisogna farlo a piedi, non in bicicletta. Bello, vedi, non è dove volevo andare, mi sono fermato per sbaglio, guarda un sedini, vedi? Mi sono fermato per sbaglio e guarda che bella pista ciclabile. Adesso vediamo di arrivare in laguna.
Ficco! Bello, molto molto bello. Non sono riuscito ad arrivare alla laguna e purtroppo dovevo organizzarmi meglio. Se prima di partire devo farmi la mappa satellitare per vedere i punti di passaggio. Cosa succede? Me l'ho trovato a un punto che ero attaccato alla laguna, ma avevo tutto il canale che mi divideva da un altro pezzo che si affacciava alla laguna. E niente, punti non ne ho trovati e quindi salta. Qua ci sarebbe un altro bosco molto bello da vedere. Il problema è che qui ci sono tante vipere e io ho il cane. Non so se lo faccio. Adesso stasera vado a vedere un po' la città, ti porto lì, Marano Lagunare. E comunque il posto qui l'ho segnato, vedi il parcheggio è ampio di più, ci stai con l'autobus altro che col camper. E da fare passeggiate e giri in bici ne hai, i punti te li ho segnati tutti e poi elaboro il tutto. Credo tra le cose da fare, io ho preso questo, cioè taglialo, però il portabici ha le viti e i bulloni, non vorrei che uno ha 2 robe in tasca e se lo stacca, quindi ci metterò un po' di antirombo o di cemento o qualcosa nelle viti, tanto non devo toglierlo. Mi sono accorto che le batterie della fotocamera durano sempre meno, devo prendermene altre, le trovi su eBay, costano niente, quelle tarocche, e che si hanno la loro durata, ti dura 1 anno alla fine, per l'originale 2 anni, solo che l'originale te la paghi tipo 40 euro, quella tarocca 5, quindi prendo 2 o 3 di tarocche. Eccoci arrivati all'abitazione. Ciao abitazione. Si vede, dovrebbe esserci, eccoli là, delle lepri. Ah, non si vede, che la macchinetta fa troppo scuro. Vero cane? Mannaggia. Hai visto anche tu le lepri? Eh sì, c'è tanta roba. Potrei alzare i fari, ma più romantico così. E oggi è andata, dai, spero ti sia piaciuto il posto. Domani mi devo spostare a San Daniele del Friuli perché devo fare il piano del gas. In teoria ho un metà serbatoio, però già che sono in zona, diciamo, passo di là. Vedo se c'è qualcosa nel mezzo di carino da vedere, se no domani mattina andiamo a fare un giro qua nel bosco. Adesso provo a chiudere un po' qua perché c'è un vento che è una roba incredibile. Senti il camper che ogni tanto si sposta. Siamo più isolati. Là, no, vabbè, non le tiro tutte. Qua in cucina ho chiuso e fra un po' vado a nanna perché meglio che vado a dormire presto, così domani mattina posso andare a fare il giro qua nel bosco. Boh, notte, ci si rivede. È ancora buio presto, vediamo se riusciamo a muoverci. Mi muovo, mi vesto così vedo l'alba. Caffè adesso ovviamente. Porco cane, non mi muovo io senza caffè, cioè non riesco a muovere. Ok, mi sono alzato troppo presto, è ancora un po' buio. Buondì, innanzitutto buondì, c'è ancora abbastanza freddo. Lì c'è un airone che dorme ma non si vede. Qua c'è il cane pericoloso ma non si vede, ma io ho questa roba qui. E andiamo a esplorare.
C'è un silenzio fantastico. Wow, peccato che non si vede niente perché questa macchinetta fotografica fa troppo scuro. C'è qua un cane pericoloso mi si avvicina. Ciao cane. Eccoci qua, c'è il ponticello. Veniami? Ho visto adesso. Chi c'è? È sempre quella che vede per primo gli animali. Anche i cervi me li fa sempre scoprire lei. Fredo, abbiamo trovato la fabbrica dei bacchetti Emi. Guarda che bacchetto fantastico, che bacchetto, buono bacchetto. Cavolo, c'è un sole stupendo, spero di non perdermelo. Buongiorno. Vedi le mie teorie, ho preso questi pantaloni qua, sarebbero pantaloni da caccia, che sono completamente impermeabili, sotto sono in pile. Non ho sentito proprio zero di freddo, ma zero. I guanti invece, pagati 15 euro, rientrano nella mia teoria che dopo le robe te le ricompri, dopo vuoi un paio di guanti migliori e quindi hai buttato via i soldi di questi.